Lunedì 18 maggio, buongiorno da Borgo Stazione. Sono Marco Orioles. Oggi riapriamo la città, oggi riapriamo alla vita e per farla breve, ricordando le vischiate di cui non posso parlare, le vischiate erano cose che accadevano negli anni 50 e 60, oggi non ci sono più le vischiate, chiamo Rocco Burtone che mi aiuti a ricordare che cosa è successo in questi 2 mesi. Vieni Rocco. Allora tu sei... Buongiorno. Tengo a precisare che io negli anni 60 non ero neanche nei pensieri dei miei genitori. Ma mi dicono che sei vecchio, comunque va bene lo stesso. Ecco, noi siamo qui il giorno in cui finalmente tutto rinasce, tutto riapre, la vita torna a scorrere quasi liberamente come prima. Ovviamente tutti oggi si occuperanno del Friuli che riapre, di Udine che riapre, di Lestizza che riapre, ma di Borgo Stazione qualcuno doveva pur parlare. E chi altri poteva essere se non Marco Orioles e Rocco Burtone. E Rocco Burtone. Buongiorno. Raccontami questi 2 mesi, ma non solo, perché sarebbe troppo lunga, raccontami la riapertura di Borgo Stazione. Io non sono mai andato via, se non ero a pulire ero comunque qua presente, poi abbiamo aperto già 2 settimane fa col takeaway, un gran risultato, un grande piacere vedere che la gente arriva e ti dice guarda ci siete mancati. Allora capisci il tuo ruolo fondamentale che non è semplicemente di somministrare, bensì di regalare dei momenti di scambio fra le persone. Ci fai vedere come si può frequentare in sicurezza il locale a distanza, rispettando appunto il metro? Allora, innanzitutto si entra con la mascherina, giustamente, okay. No? Tavoli distanziati, no? Ecco, posso? Ecco. Abbiamo tenuto i tavoli distanziati dove, allora intanto quando una persona entra abbiamo il gel per le mani, prego. Buongiorno. Abbiamo il gel per le mani per la clientela, abbiamo il gel per le mani per il personale, abbiamo del bel personale con un attimo di attenzione a questa bella ragazza. Sei single? Vabbè, hai perso l'occasione. Dopo abbiamo qua fatto un distanziamento dove possiamo garantire il metro di distanza fra i tavoli, il metro di distanza fra le persone. Nel caso in cui arriva la famiglia possiamo anche accoglierle qua in questo spazio un po' più grande, no? Però se è tutto pieno possiamo mettere una persona qua e una persona là. Ah, ciao, senti, noi abbiamo visto qua, c'è il cartello fuori dal suo negozio, ma lui è in Bangladesh? Lui è bloccato in Bangladesh, doveva tornare il 16 marzo, no? Per un giorno non è potuto venire e quindi il negozio è rimasto chiuso. Sono andato io là e ho messo il cartellino. Certo. Però è un casino per noi perché c'è l'appartamento lì, è un negozio lì, continuiamo a pagare titolari che rompono balle per l'affitto e lui non riesce più a venire, quindi già questo è il 4º mese che è rimasto chiuso lì. Avete parlato con i consolati oppure con chi? Io ho mandato 2 email all'ambasciata italiana Dhaka. Sì. Nessuno mi ha risposto, purtroppo in Bangladesh li hanno bloccato fino al 30 maggio. Non c'è nessun volo, quindi non sappiamo anche come fare. Ho chiamato l'aeroporto Venezia, non sappiamo cosa dire. Non trovo nessuna strada per farlo venire qua, no? Perché continuiamo a perdere ogni giorno lì. Come vedete ci sono fuori dal parrucchiere, lì sono parrucchieri per l'uomo, barber shop,
persone che attendono di essere tagliate, tagliano la testa o tagliano i capelli. E allora siamo stati, dicevamo, 2 mesi senza tagliarci i capelli. A dire il vero, qualcuno si è anche adattato a casa a tagliare i capelli da solo, ma come possiamo vedere molti hanno avuto bisogno subito del parrucchiere. Io credo che i parrucchieri per uomo e per donna siano i primi questa mattina ad aver aperto le saracinesche. Mi dicono qualcuno ha aperto anche prima delle 8 del mattino, perché c'era proprio la frenesia di andare a farsi belli, a mettersi a posto. E come anche qui abbiamo un parrucchiere e vicino c'è un phone center, il phone inteso come telefono e non come asciugacapelli. Ecco, non tutti hanno approfittato della data di oggi per riaprire. La di Bubir, il primo kebab aperto a Udine 20 anni fa, ha deciso di riaprire solo il 26 maggio prossimo 21. Quindi altra testimonianza nell'angolo fra via Roma e Piazza della Repubblica riapre naturalmente il Pizza Jolly, Bar Jolly. Non proprio tutti hanno aperto, c'è la gelateria dell'Ors per esempio, ma vedo anche altre attività in là che forse attendono un po' questo strano destino per vedere che cosa accadrà. Può vedere che non tutto è riaperto, per esempio questo parrucchiere, ma c'è un cartello con scritto riapro il 1° di giugno. Questo negozio Bangla Bazaar è rimasto aperto sempre, anche durante la chiusura di tutti gli altri, ed era un po' un'isola nel deserto. Ok, allora siamo quasi alla fine del nostro primo viaggio, durante le vacanze, perché in pratica è come se fossimo entrati tutti quanti in vacanza. E quindi chiederei a Marco, nonché Orioles, di in Burtone, questa cosa non devi dirla, di raccontarci che cosa ha pensato durante questa passeggiata, se ha pensato, se ha sentito delle vibrazioni positive o se ha ascoltato le preoccupazioni. No, io devo dire, avendo vissuto questi 2 mesi da spettatore angosciato, avendo avuto il privilegio di uscire con la tessera di giornalista per fare dei servizi, ho visto con i miei occhi cos'era Udine, cos'è stato Borgo Stazione in questi 2 mesi, ossia davvero un deserto popolato da spettri che si muovevano fugacemente per fare la spesa, per comprare il pane, assediati da volanti della polizia alla caccia del trasgressore che voleva farsi magari un aperitivo di straforo. È stato davvero un incubo. Rivedere Borgo Stazione che apre i battenti, i negozi che timidamente ricominciano le loro attività, i clienti che frequentano timidamente, si affacciano, si fanno tagliare i capelli, si fanno un cappuccino, stanno seduti finalmente ai tavolini fuori. È un segnale di grande speranza e di gioia e di sollievo per tutti noi. Buongiorno. Un caffettino? Un caffè, grazie, perché noi dobbiamo risparmiare e beviamo un caffè in 2. E noi lasciamo Borgo Stazione con gli aperitivi dadaisti. Cosa pensi Marco? Riusciremo a riprendere quelle attività che un po'
sono simboliche, vogliono dire che se ricomincia il Dada probabilmente ricomincia a vivere tutto quanto. Diciamo che è stato abbastanza simbolico che l'emergenza del coronavirus sia iniziata un mese dopo la conclusione del ciclo degli aperitivi dadaisti. È stato, come dire, o un brusco risveglio o un tonfo negli inferi. Però ecco, la memoria di questi 5 aperitivi dadaisti che abbiamo fatto tra settembre, grazie, sì, zucchero di canna, grazie. Proprio la memoria degli aperitivi dadaisti che abbiamo fatto nei mesi precedenti la catastrofe, la memoria delle centinaia di persone che sono venute gioiosamente a frequentare il ghetto, i luoghi malfamati, a vedere questi esseri sconosciuti che si aggirano parlando idiomi strani nella nostra città e prenderne visione ravvicinata. Insomma, è stata un'emozione interessante, è stata anche una sfida per noi, perché non era detto che il muro del pregiudizio potesse abbattersi così facilmente come invece è stato possibile per noi con un semplice evento Facebook e un po' di sfacciataggine, quella che ti caratterizza da sempre. Mentre tu bevi il caffè, io vorrei concludere facendo una similitudine, raccontando una storiella. Negli anni 60, 50, 60, in Friuli, ma non solo in Friuli, c'era l'abitudine delle vischiate. Cos'erano le vischiate? Le vischiate erano apro una parentesi, era quasi tutto fuori legge, chiusa la parentesi, e le persone che andavano sulle colline a mettere le legnole con il vischio sulla cima, gli uccellini che passavano sentivano il canto di altri uccellini, si fermavano e quindi venivano catturati. Però la storiella che voglio raccontarti è non tanto degli uccellini catturati quanto di quelli che, nascosti nelle gabbiette sotto la legnola, stavano giorni e giorni prima di uscire alla luce negli scantinati oscuri e bui di queste persone, che dopo, tirandoli fuori e mettendoli all'alba, prima dell'alba, perché dovevano loro cominciare a cantare alle prime luci, e insomma c'era una ricerca, era il simbolo della libertà riacquistata, anche se una libertà non vera, perché comunque questi continuavano a stare in una piccola gabbia. Ecco, a me sembra che stiamo riacquistando una libertà, che però siamo ancora in gabbia, e allora la fine di questa storia non possiamo dirla oggi, ma siccome siamo positivi e siamo dadaisti, concludiamo con un non ce ne importa, tanto andrà bene senz'altro, però c'è un dito che si alza. Quando si alza il dito c'è bisogno di passare il microfono. Io la conclusione di questa storia invece ce l'ho, ed è che il caffè me lo paghi tu. È un disastro, peccato finirla così, speravo in qualcosa di meglio. Comunque grazie per il caffè che non ho ricevuto. Arrivederci.